Un po' di mesi di lavoro, l'importante è prima di Nuoro. A che punto è la macchina di questo grande progetto ambizioso sotto tutti i punti di vista? Diciamo che la macchina è stata assemblata, accesa, ha fatto già il giro di test, quindi le giornate di prove libere l'abbiamo fatta, abbiamo fatto dei bellissimi tempi che non ci aspettavamo, la macchina ha risposto bene, però come ogni buon test ha bisogno di essere messo poi in pratica in una vera gara agonistica. E il 2 giugno per noi è finalmente la prima opportunità di avere una gara di massimo livello internazionale con una competente che da più di 10 anni lavora con, non so se avete presente le squadre che ha sfidato, però tra Bulgaria, Nigeria, Paesi Baschi, quindi essere giocata alla grande, se non sbaglio, o ha vinto o ha pareggiato con loro, quindi sarà un bellissimo test. 2 giugno, appuntamento molto vicino poi anche agli europei con i FA, che appunto sono un po' l'occasione alla quale guardate, no? Col progetto nazionale. Sapete un po' logisticamente, organizzativamente come si snoderà questa gestione di questi eventi e insomma tutto questo apparecchio? Sì, ovviamente stiamo facendo la squadra che sta lavorando logisticamente e organizzativamente per il viaggio, la trasferta, tutte le cose logistiche. Siamo nel clou adesso proprio dell'organizzazione, quindi a breve poi daremo proprio gli sviluppi come facciamo sempre sui social, gli aggiornamenti, quindi da quel punto di vista ci stiamo lavorando e siamo nel vivo. Comunque i 2 appuntamenti non sono in conflitto? Non sono in conflitto, è una concomitanza che è bella per noi, che è capitata perché la difficoltà qual è? Trovare i professionisti disponibili. Noi ci siamo resi conto adesso a Nuoro, dove noi abbiamo iniziato con un qualcosa di molto complicato, la Catalogna dopo 100 anni si è vantata di aver fatto la prima amichevole nel periodo della pausa FIFA, che per loro è la cosa più complicata, cioè loro si vantavano di aver fatto la cosa più difficile, noi abbiamo iniziato con la cosa più difficile, quindi dal 2 giugno ovviamente c'è chi dà la disponibilità anche per il viaggio lungo, non è così semplice dire creare la squadra, diciamo, quindi siamo nel vivo finalmente delle costruzione di questi progetti. Se mi fai l'assist, appunto, per fare la domanda conclusiva, quanto è realistico poter avere qualche giocatore di peso, che poi è fondamentale, no, per trainare il progetto? Quei 52 che abbiamo comunicato sono tutti quelli che realisticamente possono giocare tranquillamente. Hanno dato la loro piena disponibilità a partecipare, vi ricordate il messaggio di Sao che diceva ci vediamo a Olbia, e la nostra Caterina Murino, che per me è una giocatrice di altissimo livello che ci rappresenterà come madrina, e tanti altri, ma tutti, ripeto, Sirico che vuole giocare, lo dice più ripetizione, ovviamente con l'impegno della nazionale italiana non può, però non penso sia un problema di chi ci sarà a questo giro.